Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0, ben ritrovati in questo giovedì 24 marzo, una giornata che profuma davvero di primavera. Andiamo quindi subito a scoprire le ultime novità, diamo il via al nostro oroscopo. Ariete, una giornata dinamica e frizzante vi aspetta oggi in compagnia della Luna. Sognate sì il viaggio, le vacanze, ma avete anche la saggezza di godervi il presente, giustamente. Una progettualità piacevole e una rete di rapporti interessanti caratterizza il periodo, determinazione anche per concretizzare le vostre idee. Toro, una giornata invece monotona per voi. Nel lavoro rendete bene, sì, ma l'impegno costa fatica, lo sappiamo, specie se gli amici hanno organizzato un viaggetto a cui tocca rinunciare, purtroppo. Grazie a nuovi incontri, per chi ha il cuore libero, ci sono eccellenti promesse, attenzione, turbolenze invece nel rapporto di coppia. Gemelli, giornata dispettosa con voi, con la luna in Sagittario che intralcia con una serie di disguidi gli eventuali viaggi, le partenze e le uscite dalla routine. In treno e nei luoghi più affollati tenete, mi raccomando, sott'occhio portafoglio e cellulare, oggi a rischio di smarrimento. Cancro, canalizzate la vostra energia verso un unico obiettivo e procedete con calma, eviterete così dispersioni e potrete focalizzare meglio gli ostacoli. Attenzione poi a non mettere troppa carne al fuoco, potreste poi ritrovarvi in affanno nel gestire una miriade di incombenze. Leone, all'estero, in viaggio in famiglia siete una fonte inesauribile di trovate e di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti in questo periodo. Mettete la vostra energia al servizio di uno scopo sociale, circondatevi di persone animate anche dallo stesso interesse, magari. Vergine, non sarà una giornata riposante purtroppo, zeppa come di imprevisti e contrattempi, ma con intelligenza alla vostra potrete facilmente riuscire a tenere testa a tutto. L'intervento tempestivo di un amico vi aiuterà a riprendere in mano il controllo di tutta la situazione. Bilancia, giornata per voi dall'andamento vivace, messaggera di ritmo, inviti e sorprese. Organizzate magari una cenetta con dei vecchi amici per aggiornarvi sulle ultime novità, vogliamo sapere di più. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità poi potrebbe regalarvi un'emozionante, a dir poco, avventura. Scorpione, le geometrie planetarie della giornata sono positive per la sfera familiare che sta vivendo un momento delicato, possiamo dire. Novità e cambi di scena vi attendono. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record pure, tanto da guadagnarvi i complimenti di tutti. Sagittario, il partner reclama le sue attenzioni, ma voi siete molto, anzi troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza, bizze e capricci da non sottovalutare, attenzione. Dalla vostra avete tempismo e colpo d'occhio, muovetevi con disinvoltura e coglierete i successi che meritate. Capricorno, nella scalata al successo niente può fermarvi, siete ricolmi di energie, pronti a mettere a tappeto gli avversari e imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto però ricordatevi che non siete soli, che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui. Acquario, ancora una giornata divertente per voi in virtù della luna in Sagittario, un incontro, una sorpresa da parte di una persona cara o una cenetta tra amici saranno all'ordine del giorno. Bene i contatti, gli studi e pure i viaggi e nuovi incontri, siete più che mai aperti al nuovo e a fare originali conoscenze. E chiudiamo con i pesci. La giornata non è tra le più serene, con la luna in posizione storta oggi. La libertà di azione infatti è limitata, l'accordo con i colleghi piuttosto complicato. Disaccordi si aggiungono anche con il partner e registrano qualche difficoltà nell'organizzazione delle vacanze oppure di un viaggio. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questa giornata variegata. Insieme alle nostre stelle noi vi aspettiamo con le novità domani. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0